onda Potere al Popolo. Chiaro, potere al popolo, ogni giorno dalle 11 a mezzogiorno, controinformazione potente che si basa molto spesso anche su quanto abbiamo ascoltato in rassegna stampa, ma naturalmente sempre con le agenzie aperte. E Mattarella, il nostro presidente, ha parlato poco fa al plenum del CSM, serve rispetto per questa istituzione, qui per la prima volta in 11 anni da capo dello Stato, questo è il virgolettato messo in apertura su Repubblica. Lo spiega meglio il Corriere. Mattarella, il blitz al CSM dopo le polemiche, in 11 anni mai qui da capo dello Stato, esorto al rispetto vicendevole tra istituzioni. Così il capo dello Stato oggi al Consiglio Superiore della Magistratura. Ma ci sono tante notizie da commentare, una in particolare che proviene dal Corriere della Sera e che commentiamo proprio nei prossimi secondi nel Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie per essere con noi al deputato della Lega, onorevole Francesco Bruzzone. Buongiorno. Buongiorno e grazie a voi. Abbiamo una rassegna stampa, giustamente ci rifacciamo a quella, e proprio in rassegna stampa ho visto oggi sul Corriere l'articolo, possiamo anche proiettarne un pezzetto scattato proprio dal mio computer in redazione. I cavalli sono amici, non si possono mangiare, titola oggi il Corriere in virgolettato, al via la riforma in aula. Insomma, basta macellazione dei cavalli, no all'impiego al palio. E chiedo a te, Francesco, che cosa sta succedendo, anche perché potrebbe esserci un potente cortocircuito in questo, perché da una parte ci sono, lo sappiamo, gli animalisti e qualunque animale, dobbiamo essere tutti vegetariani, siamo cattivi, eccetera. Dall'altra parte la carne piace, ma soprattutto fa parte anche delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Spiegaci, Bruzzone. Grazie per l'opportunità, credo che sia proprio il momento giusto per spiegare e chiarire. Tanto siamo nell'aula della Commissione Agricoltura e non nell'aula del Parlamento. Siamo in Commissione Agricoltura perché ci sono 3 proposte di legge, una dei colleghi dei Verdi, una del Movimento 5 Stelle e una di Michela Brambilla, che trattano il tema degli animali e vanno nella direzione animalista molto molto spinta, quindi divieto delle carni, divieto di tante cose, perché il cavallo globalmente diventerebbe, secondo queste proposte di legge, animale da affezione, quindi parificato al cane. Non si può mangiare il cane, non si può mangiare il cavallo. Questo è il quadro attualmente. Si è appena iniziato il lavoro in commissione, sono stato nominato relatore della legge, quindi sono relatore di queste 3 proposte di legge, vedremo poi quello che sarà l'andamento dei lavori in commissione. Tengo però a chiarire subito anche quella che è una posizione politica, credo anche abbastanza realista per quanto mi riguarda, quindi la posizione del relatore che deve fare il suo mestiere, ma che certamente, per quanto mi riguarda, non potrà mai consentire delle esagerazioni, delle esasperazioni verso un animalismo sfrenato e spesso volentieri anche irragionevole. Io rispetto quelli che hanno fatto la scelta vegana, rispetto i vegani, però credo che i vegani debbano rispettare anche tutti gli altri che vegani non sono. Quindi partiamo subito da una questione di principio. Ogni animale può essere di affezione. Io posso avere il cavallo, posso avere il cagnolino, posso avere il maialino, quindi se il mio animale, per quanto mi riguarda personalmente, è un animale da affezione, lo tratterò come un animale da affezione. Però non è pensabile spalmare il tutto su tutti gli animali, perché ci sono gli animali da carne, gli animali da reddito, c'è la fauna selvatica e tutti quanti sanno quanto sono attento al mondo e alla gestione della fauna selvatica nel nostro paese e non solo. Non ha senso che si dica che tutti gli animali sono da affezione, perché allora la prima cosa che dico è perché questo razzismo
nei confronti degli altri animali. Il cavallo animale da affezione, l'asino no, il mulo, la vacca, il maialino, la capra, la pecora, perché allora non devi fare questo tipo di distinzione. A questo punto è giusto fare delle riflessioni per quanto riguarda il maltrattamento degli animali. Dobbiamo evitare che gli animali vengano maltrattati, quindi garantire il più possibile il benessere degli animali senza andare verso esasperazioni di questo tipo. Poi c'è tutta la parte economica, sociale, culturale, e lo hai detto molto bene, quindi è impensabile, questo lo do come garanzia per quanto riguarda il mio atteggiamento come relatore, è impensabile che si arrivi alla eliminazione, a vietare l'uso della carne di cavallo. È invece pensabile e sostenibile che gli animali, quando sono in vita, devono essere trattati nel miglior modo possibile, i cavalli come tutti gli altri. Quindi io ho sostenuto determinate norme, anche una modifica del codice penale per quanto riguarda il benessere degli animali, ma ho sempre detto, e lo continuo a dire, che è necessario fare una distinzione fra animale da affezione, quello da casa, fra animale da carne, da reddito, e fauna selvatica. Sono tre cose completamente diverse che meritano tutti una riflessione di carattere generale verso il benessere e soprattutto verso un maltrattamento che non deve esserci, però vanno trattati in modo diverso, altrimenti andiamo a non poter più abbattere le zanzare d'estate quando ce l'hai in stanza, perché anche le zanzare, secondo un certo tipo di logica, sono esseri senzienti come gli altri. Ecco, dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Credo che il mio ruolo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, sarà un lavoro lungo, sarà quello di mitigare e frenare determinate spinte che per quanto mi riguarda sono inaccettabili, in questo caso proprio per quanto riguarda i cavalli, il loro uso anche ai fini alimentari, ma anche ad altri fini, anche a fini di compagnia, ci mancherebbe altro. Certo, d'altronde è una proposta che da quello che ho capito arriverebbe più dalla sinistra, ma potrebbe creare un cortocircuito anche all'interno del centrodestra. Questi sono i 3.000 punti interrogativi che mettiamo quest'oggi, visto che ne parla soltanto il Corriere. Staremo a vedere. Bruzzone, ricordiamolo, anche all'interno della Lega c'è un settore che si occupa del benessere degli animali, ma ci sono dei limiti a tutto, penso, ci sono le esagerazioni. L'ho detto prima, il benessere animali lo condividiamo, lo sosteniamo tutti quanti, però non è pensabile che il trattamento che io, parlo di me, faccio ai miei cani che vivono in casa e dormono con me debba essere parificato ad altri animali che sono quelli da reddito, da allevamento, che devono fare bene la loro vita, bene vivere finché poi alla fine possiamo avere anche la possibilità di mangiarli, perché se andiamo a vietare l'uso della carne mettiamo in moto un meccanismo che è distantissimo e che per quanto mi riguarda non accetterò mai. E noi abbiamo lanciato un altro sasso, chiaramente a voi ascoltatori l'ardua sentenza, ne torneremo a parlare minimo grazie al deputato della Lega Francesco Bruzzone. Grazie a voi, buona giornata. Qui Parlamento. Mentre viaggio in internet, tu cambi traiettoria alle mie scelte che sono stupide per te, che insisti senza soste a cliccare. La premura che per me si estingue in un istante, ma poi penso che amo di te tutto il resto, se del resto c'è na 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 na. Faccio nel mare salvagente, tu sei di me più intelligente, sono romantico. Tu sei per me la mia occasione, anche se non mi dai ragione, sono romantico. E scriverò di te quintali di canzoni, sperando che tu possa
lasciare un attimino i miei scarponi da sci. Non smetti proprio più di ridere di me, delle mie gambe corte, miei perché, ma perché, ma perché io mi sono invaghito di te, ma perché, ma perché io mi sono folgorato su te. Quando siedi accanto a me, mentre seguo un episodio del mio Breaking Bad, troppo insipido per te, che continui senza soste a chattare. La premura che ho per te si rivela quando spengo, ma poi penso che amo di te tutto il resto, se del resto c'è. Na, 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 na. Faccio nel mare il salvagente, tu sei di me più intraprendente, sono romantico, tu sei per me l'ispirazione, anche se mai mi dai ragione, sono romantico e scriverò di te quintali di canzoni, sperando che tu possa spazzare un attimino i tuoi ormoni da qui. Non smetti proprio più di ridere di me, delle mie bocche storte, i miei perché, ma perché, ma perché io mi sono invaghito di te, ma perché, ma perché io mi sono impantanato con te, ma perché, ma perché io mi sono invaghito di te, ma perché, ma perché io mi sono folgorato su te. Quando tu ti stringi a me, mi avvolge un'emozione perché ho scelto te. A me piace, io mi emoziono, cioè quando sento ancora questo modo di cantare, anni 70, 80, lo amiamo e io sono romantico, cosa devo dire? Sono romantico proprio come Enzo Caputo, ciao! Ciao, buongiorno Sammy e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Piacere Enzo. Oh, oggi non sono da Ciao. solo, c'ho una collega qua di fianco, chi ci sbircia in radiovisione, te la presento, si chiama Laura Luca, ma non è la cantante, è un'omonima. Ciao Laura. Ma buongiorno a tutti, Ciao. ma buongiorno, Ciao, Laura. come stai? Buongiorno. Beh, sta Tutto bene perché tutto bene. è in bene. diretta nazionale, vuoi che non sia contento? Anche perché Enzo Caputo, te l'ho detto, Laura è romantico come noi. Questo pezzo sì. si intitola Sono romantico. E bisogna essere romantici, romantici. Enzo, siamo gli ultimi, siamo gli ultimi. Ormai han buttato via lo stampino, adesso lo sai, bisogna essere cattivi, trattare male le donne e se ti dicono di no le devi far fuori, cioè, capito? Il nostro modo di vivere ancora tra le nuvole, innamorato e magari anche, possiamo dirlo, anche un po' succube della donna, perché è la donna alla fine che decide e ci piace che sia così, che ci dica dei no e quando ci dice no e noi dobbiamo dire pazienza, è andata male, pazienza, ho fatto il cattivo o semplicemente forse non doveva finire così ed è finita così la storia. Enzo Caputo, signori, autore e compositore di Bari. Enzo, ci devi parlare di te perché sia io che Laura qua di fianco a me non sappiamo nulla di te e scommetto neanche i nostri ascoltatori. Dici qualche cosa di più, dai Enzo. Raccontaci. Va bene, allora sì, hai detto benissimo quello che hai detto poc'anzi, a volte nei rapporti col proprio partner, eccetera, diciamo che la donna prevale su molte cose, almeno molte volte siamo anche noi che diciamo siamo un po' succubi.
Questo, diciamo che questo brano che ho fatto, diciamo che è tiene abbastanza chiaro questo mio discorso. Per quanto riguarda me, sì, io dall'età di 14 anni che scrivo canzoni, come un bisogno, che ti devo dire, come quando il pittore dipinge il quadro, magari senza uno scopo di lucro, ma con uno scopo di benessere personale. Io ho sempre fatto canzoni fin da quando ero bambino, e ho scritto anche per altri artisti, e quindi è rimasta sempre questa mia diciamo, come ti devo dire, questa mia passione, e la porto avanti da tantissimi anni, perché adesso, diciamo, non sono neanche un uomo di mezza età, sono qualcosa di più, perché si dice che la mezza età di solito è intorno ai 38-39, quindi sì, ma diciamo adesso poi sta scendendo anche, cioè già a 30 anni c'hai già una certa età, hai capito? Però non lo dico in maniera negativa, cioè in maniera, alla fine, cioè, lo dico in maniera, quindi andando avanti, sono tantissimi anni che scrivo canzoni, e in questo caso io infatti vi ringrazio che mi date questa opportunità di far ascoltare a tanta gente questo brano, che magari, come hai detto tu all'inizio, dà quel vintage nella sua maniera, di come è stato composto, di come è stato scritto e anche cantato, se vogliamo, dato che oggi si utilizzano tutte queste tecnologie dove non sappiamo se uno sa cantare o meno. Diciamo che bene o male, poi quando c'è il live, lì è il momento della verità, diciamo così. E io sono preoccupato, Enzo, di questa cosa. Certo. Secondo me anche la mia collega Laura, di queste robe che stanno facendo con l'intelligenza artificiale. Laura, Sì. tu che lavori anche tu in una radio, poi Sì. ne parleremo, cioè, non ci rendiamo più conto di come ormai la musica venga fatta anche con l'intelligenza artificiale, e molto spesso non ci accorgiamo Sì. se su questo pezzo c'è una persona che canta oppure no. Sì, Esatto. è terrificante questa cosa. Proprio di recente ho letto questa notizia dove tu puoi essere il più bravo cantante del mondo portando soltanto la tua voce, che poi verrà modificata attraverso l'intelligenza artificiale. Vuol dire che non devi avere nessuna caratteristica particolare, puoi anche non saper cantare, loro lo fanno per te. Cioè la cosa è veramente sconvolgente. Però c'è un... Sì, infatti hai detto una cosa giusta, però devo dire una cosa, che i ragazzini, i Sì. ragazzi però, distinguono quando è una voce, tra virgolette, artificiosa, e una, infatti io, è una invece, diciamo, come devo dire, vera. perché addirittura, vera, perché addirittura anche le voci sono completamente, diciamo, create, quindi non solo c'è l'autotune che va in alcuni casi a migliorare la performance dell'artista, Sì. e quindi che è la voce tua che viene, diciamo, tra virgolette, aggiustata. Sì. Invece in questo caso proprio ci sono dei programmi che addirittura creano proprio la voce, la timbrica e la struttura della voce, però comunque sia, meno male, c'è ancora cioè ci accorgiamo che effettivamente non è qualcosa di naturale. Però detto questo, c'è sempre il discorso che dicevo prima dei live, c'è il discorso che comunque sia l'espressione, ci sono un qualcosa che credo che nei prossimi anni non credo che sia così facile da duplicare in maniera totalmente artificiale. Speriamo. Speriamo. Sì. Infatti. Ma la cosa sì. Dici. Sì, perché praticamente questa è una cosa che infatti io ultimamente ho visto anche, mi sono anche un po' informato su questo fatto, e ho visto che poi comunque anche nella creatività della composizione, che mettono i testi e creano delle melodie, ma comunque non trovi una certa originalità, cioè meno male siamo ancora in una fase iniziale dove diciamo che chi è un creativo non si deve preoccupare, però sicuramente c'è uno sviluppo di brani inediti che viene fatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Assolutamente, io ti dico la verità, Enzo, che ricevo ogni giorno delle digital su internet tramite mail, eccetera, queste cartoline digitali,
e ci sono tanti artisti che al momento stanno ancora giocando come fosse il piccolo chimico a fare canzoni, ma mi dicono fuori dal microfono che il futuro sarà quello e vincerà chi saprà utilizzare meglio l'intelligenza artificiale. Poi ci sarà sempre una nicchia di persone, magari proprio come te, Enzo Caputo, che non mollano e che cantano come ai vecchi tempi, ma la musica sarà fatta solo e soltanto dall'intelligenza artificiale. Quindi Enzo, ci mettiamo subito nel recinto dei panda noi che crediamo ancora nell'uomo e nelle cose bellissime che l'uomo sa fare. Sono d'accordo. Ma sono d'accordo, anzi d'accordissimo, però c'è sempre una cosa da dire, che quando un autore scrive le canzoni per passione, per business, per qualsiasi adesso motivo, se tu ti fai fare da qualcun altro il brano e magari anche successo con quello, io personalmente non ne godrei di quello, cioè perché non è una cosa tua, non è una cosa che hai creato tu, quindi alla fine ognuno di noi ha una sua mentalità, un modo di vedere le cose, però io personalmente, se so che questa cosa non è stata fatta da me e magari va bene, c'è chi magari lo farà, lo utilizzerà, chi invece non ne ha bisogno e magari continua la strada sua. E quando, come ripeto, quando poi devi andare a cantare una canzone alla festa del paese, là poi sbizzarrirti, nel senso che sei tu e che lì non c'è nessuna fregatura. Guarda diciamo. che stai dicendo una cosa molto, molto importante, perché al di là della musica, secondo me, verremo a sapere in futuro che molte opere, non soltanto musicali, ma anche se vuoi articoli di giornale o comunque situazioni che noi abbiamo amato, abbiamo visto, abbiamo applaudito, vedrai che dopo un po' di tempo salterà fuori che non era farina del sacco di quell'artista, ma era fatta dall'intelligenza artificiale. Noi l'abbiamo amata, l'abbiamo applaudita, gli abbiamo fatto fare strada e guadagnato soldi. Vedrai se non sarà così. Quindi Mago Varin sta prevedendo queste cose, signori, sappiate che sta per accadere, ma Enzo Caputo non molla. Lui è per le tradizioni, lui è per il territorio, lui è ancora per il bel canto che trovate facilmente e purtroppo alla fine bisogna arrivarci andando in rete, andando su internet. Certo. È vero, Enzo? Certo. Sì. Poi, diciamo, c'è il mio sito internet www.enzocaputo.com, dove c'è un po' di storia, diciamo, delle mie canzoni e anche delle collaborazioni. Poi anche su Instagram la pagina Enzo Caputo Official, su Facebook Enzo Caputo Official e su YouTube idem Enzo Caputo Official, dove ci sono dei videoclip e anche questa canzone Sono romantico, insieme ad altre canzoni degli ultimi, soprattutto gli ultimi videoclip che ho fatto, Marameo, Mostre, Solo io, tutte canzoni che comunque sono andate abbastanza bene e mi hanno dato anche quella come vi devo dire, quella soddisfazione che a volte supera anche numeri grandi, e questo è importante dire. L'importante è anche quello, la soddisfazione può essere anche che tu la canti e vedi la risposta magari del pubblico. Certo. Parlo sempre in questo caso dei live, e quindi tu ti rendi conto di aver fatto una cosa che è piaciuta sia a te stesso che l'hai creata e sia alle altre persone che magari hai comunicato un qualcosa. Ci sta avere ancora voglia, coraggio di comunicare, di dire cose e trovare un pubblico che abbia voglia di ascoltarti è la cosa più bella, perché appunto... Come fai anche tu con la tua radio, lo devo sottolineare. Io ho ascoltato un po' anche il discorso del discorso degli animali, il fatto che si voglia eliminare il cavallo da tutto quel discorso che ho sentito prima, quindi tu fai una radio, infatti anche il nome mi piace, Libertà, Radio Libertà, è la libertà di dire le cose, ma di parlare di cose come si deve, di cose giuste, di tutto ciò che veramente ha un senso. Bisogna metterle sul tavolo le notizie, bisogna instillare il dubbio all'ascoltatore e poi ognuno ha il proprio cervello, ognuno pensa come preferisce, ma intanto il dubbio lo dobbiamo instillare e una radio che si chiama Libertà ha questo dovere di farlo ogni giorno. Grazie Enzo Caputo, grazie. Buona musica, ti seguiamo, ok Laura? Ciao, lo Enzo. seguiamo? Assolutamente. Ciao ragazzi. Alla Continua prossima. così.
Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao cara. Ciao, Ciao. ciao, ciao Sammy, ciao. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. To give you up, I took a sip from my devil's car. Slowly sip on me. Too hot, can't come down. It's in the air and it's all around. Can you feel it now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping out there. Tears of the boys, I'm paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? Don't you know that you're toxic?
Senti l'applauso, è già per la buona musica indipendente solo applausi, in questo caso per Leonor, è stata ospite l'altra settimana qui da me, Leonor Iotti, appena compiuto 18 anni, forse ne ha già 19, questa è la versione di Taxix, ma soprattutto a parte Britney Spears ci sta, ma lei è incredibile e comincia a girare in tournée, dall'Odigiano girerà anche sotto casa vostra, chi lo sa. Intanto sono le 11:35, sempre qua di fianco a me fa l'osservatrice per il momento, la collega di radio e non solo, Laura Luca, che non canta, ma tra poco ci parlerà di lei, cosa combina, perché tu sei molto più brava di me, io faccio solo radio, non so neanche piantare un chiodo. Tu, oltre sicuramente a piantare i chiodi, fai tante altre cose, sei pazzesca, artista tutto tondo. Ne parliamo con te tra pochissimo, prima però c'è il Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Uomini delle colonie padane, eccolo qua, il manifesto ancora attuale, signore e signori, la festa della Lega di Palazzago in provincia di Bergamo si ritorna attivi più che mai da questo venerdì 20, 21, 22 febbraio, festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo presso l'area feste, struttura fissa e riscaldata dalle 19 ogni sera, bar, pizzeria e cucina tipica, si mangia, si beve, si balla e naturalmente gli esponenti della Lega non mancheranno e andiamo un po' fuori dalle scatole, alzate il culo da quel divano, sarebbe ora o no? Sto cercando di capire dove si trova questo appuntamento. Ci sono le cose. Tu l'hai capito dove si trova? Dov'è? C'è il villaggio degli sposi. No. No, vedi che non lo sai neanche tu. A me fa piacere. Mi hai colto impreparato. No, beh, sto leggendo le cose, però niente, ve lo leggo dopo. Sì, dopo. Mi devo informare. Ci sono appuntamenti che ti spediscono la locandina, ma non capisci dove si trovano. Sappiamo invece dove si trova Alessandro Corbetta con altri importanti esponenti della Lega. Corbetta è consigliere regionale e capogruppo della Lega in Regione Lombardia. Oggi sul quotidiano Libero una bellissima intervista che parla anche di ditelo a casa anche voi, autonomia. Bravi. Alessandro Corbetta lo trovate questo sabato 28 febbraio, no, quell'altro, alle 14 a Renate, siamo in piena Brianza, via Sirtori, presso Tecna Caffè. Si parla con i giovani, con le imprese e soprattutto di futuro. Alessandro Corbetta e altri invitati il 28 febbraio alle ore 14 a Renate, Monza, Brianza. Domani è giovedì, no? 19, 18. Giusto. No, non capisco più niente. Domani è proprio giovedì. Domani. Cioè, passa il tempo, è già quasi finita la settimana. Vola. Tra poco inizia Sanremo. Orrore! 20 anni di sovranismo, signori. Presentazione del libro ormai conosciutissimo di Claudio Borghi Aquilini, Dall'euro a Trump. Domani, giovedì 19 febbraio alle ore 21, presso il Centro Civico Comune di Ostiano, signori, qui siamo nel Cremonese, via Mazzini numero 1. Claudio Borghi Aquilini ci viene a trovare e direi che come minimo, se siete in zona, non bisogna assolutamente mancare. Mentre questa sera, mercoledì 18 febbraio alle 19, le ragioni del sì, guida al referendum sulla giustizia con la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato, in diretta sui siti che fanno riferimento alla Lega. Ore 19 questa sera prosegue il corso di formazione politica. Abbiamo finito? Quasi, perché questo venerdì 20 febbraio a Busto Arsizio arriva la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. In provincia di Varese, Lombardia, grande terra mia, disabilità e inclusione, questo venerdì 20 febbraio alle 20:45 a Busto Arsizio, in provincia di Varese, Sala Tramogge, centro convegni, via Molino numero 2.
istituzioni, associazioni, terzo settore e confronto sui temi della disabilità e dell'inclusione, presente il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, e chiaramente se la vedete ce la salutate. Ci fermiamo? Sì, si ferma il Segui la Lega, ma si apre il discorso con la mia collega di radio. E cavolo, è raro riuscire ad avere una collega di radio in studio, perché se collega di radio, se lavori in un'altra radio, sei nell'altra radio. Facci vedere, France, facci vedere la nostra bellezza. Cioè, nostra ci sono anch'io, siamo due belli. Perché normalmente il DJ, lo speaker, quello che parla in radio non si vede, siamo delle voci. Di solito sì. Adesso ormai non è più di moda la radio che non ti fa vedere, e infatti lo diciamo, forse Radio Interland con l'H è una delle poche forse che si ascolta soltanto, o siete anche voi in radiovisione? Mannaggia, purtroppo non siamo ancora in radiovisione. E meno male! Meno male, direi, sì. Lasciamo quel minimo di curiosità nell'immaginarci, chissà, biondi, castani. A me mi immaginano memori. ancora coi capelli lunghi. Ma sei bellissimo. Ho i capelli lunghissimi. Non fa mi dà nulla. un fastidio qua, a volte mi devo spostare, veramente mi danno molto, molto fastidio. C'ho di là una foto con la parrucca che è diventata storica e che vendiamo alle feste della Lega, ma la comprate anche, cari ascoltatori. C'è gente che mi ha offerto 5 euro per la foto di Sammy Varin con la parrucca, l'hanno comprata in decine. Signora, non rida, è vero, a Pontida. Guarda, c'è gente che viene qua e te la fa vedere sta foto, perché siamo da collezione. Noi che parliamo in radio siamo da collezione. Siamo preziosi. E anche Laura Luca, così si chiama questa collega di Radio Interland, una delle poche radio locali rimaste a Milano, perché oggi siamo tutti fighi. Tu giri nel DAB e senti Radio Iglesias, Radio Napoli, uno dice: ma che cazzo c'entra sentire Radio Napoli qui a Milano? Ed è bello che si senta Radio Napoli. E Radio Interland, ad esempio, si sente soltanto nell'Interland. Poi chiaro, c'è il sito e ti si ascolta in tutto il mondo, ma una radio locale deve fare la radio locale. Esatto. Si deve sentire sul proprio territorio, deve avere competenze sul proprio territorio, deve parlare al proprio territorio e soprattutto ascoltare il proprio territorio. Una radio di Napoli deve parlare ai napoletani. Che si senta a Milano una radio di Napoli non può certo parlare dei problemi di Milano, una radio di Napoli. Chiuso la parentesi. Che fai, Laura Luca, nella vita? Allora, prima di tutto, cosa fa a Radio Interland? Che sono curioso. Sono curioso. Cosa fai? Allora, innanzitutto per me è un onore essere al tuo fianco, caro Sammy, perché iniziamo con le sviolinate. Sì, qua, ma perché? Qua è obbligatorio perché sei una voce inconfondibile e nel senso buono. Sei splendido, sei accogliente, sei meraviglioso, sei bravissimo. Sai fare. Perché gli abbiamo offerto un caffè a No, te non è e colpa alla del mamma. caffè. Come si chiama la mamma? Elisabetta, grazie per essere con noi. L'imprinting delle mamme, delle nonne è basilare. Ciò che abbiamo imparato nella vita lo dobbiamo anche a voi. Quindi grazie per la sviolinata, solo perché lo sai che l'anno prossimo faccio 50 anni di radio. Addirittura? Sembra ieri. Tanti anni. Però non lo volevo dire perché poi mi sento vecchio, però ho iniziato presto. Io ho iniziato che avevo 11 anni a fare radio e quindi sono 50 anni l'anno prossimo, non è colpa mia. Però c'ho la foto che testimonia che a 11 anni ero in diretta in una radio. Sei fortunato perché hai sempre fatto quello che ti piaceva. Anche perché non so fare altro, te lo dico chiaramente. Dai, non ci credo. Mentre tu hai altre passioni, ma cominciamo da Radio Interland. Allora, cosa conduce a Radio Interland? sì. Che fai? Ho un mio programma settimanale, quindi si tratta di un giorno a settimana, che è il martedì, dalle 16 alle 18, quindi è una fascia pomeridiana. Probabilmente lo sposteremo un po' più tardi per questioni di lavoro, ma seguiranno informazioni in merito, e si chiama Le Amiche di Barbie. Voi direte, ma è un programma per bambine? No,
Un programma un po' per tutti. Anche se Laura Luca è giovane, si può dire l'età delle donne, naturalmente. Cosa hai? 20-19 anni mi pare. Allora, facciamo il gioco di leggere... 18, scusa. No, sai quel gioco? Leggi, di la tua età al contrario. Io ho 44 anni, quindi l'ho detta al contrario. Dai! Vuol dire che ho 44 anni. Ma non ci credo, ma non è vero, ma non è possibile. Vabbè, mi sta imbrogliando, È vero, chiaramente non è così, però fa una trasmissione appunto che si chiama Le Amiche di Barbie e che parla di che cosa? Ma è una trasmissione molto leggera, intrattenimento puro e classico, oroscopo, ricette, meteo, tutto quello che riguarda il cose vecchio leggere, insomma. oroscopo, Sì, il esatto. meteo, fa le previsioni solo per Binasco e zone Esatto. limitrofe, perché questa radio trasmette da Binasco. Esatto. Quindi è bello però sapere che a Binasco ci sarà il sole mentre a Milano pioverà. Molte volte è così, È vero. è stranissima la cosa, ma è reale. Di questi tempi normalmente non si vede niente, nel senso che siete già un comune, forse ancora vi salvate Sì. dalla nebbia, Sì. ma scendi un po' più in là Sì, sì. arriva il muro di nebbia che non si vede il sole per giorni e giorni, no? Io personalmente abito in un piccolo paese vicino a Binasco e quando c'è la nebbia non so neanche da che parte sono girata. Stupendo. Dove sono? Chi Romantico sono? al massimo, lo diciamo per gli amici che ci seguono, magari proprio da Napoli o dalla Sardegna. Che cos'è la nebbia? Che meraviglia, ragazzi. Sì, signora, che cos'è? Signora Elisabetta, cos'è la nebbia? Cos'è la nebbia? È un qualcosa di magico. è un qualcosa- Terrificante. Ma come? Io la trovo veramente spirituale. A volte rappresenta anche uno stato d'animo. A volte ci vedi qualche santo tra i fumi della nebbia. O li tiri giù tu i santi perché non vedi Bravissimo. più assolutamente nulla, però è un qualcosa che voi terroni non proverete mai, capisci? Cioè, tu guardi il Francesco, gli parli di nebbia, dice ma cosa sta dicendo? Non capisco, non so cosa è nebbia assolutamente, perché a Roma ste cose non esistono. Ce l'abbiamo solo noi. Ce l'abbiamo noi e ci piace, e ci piace. e quando venite qui al nord con la T, Mhm. vi stupiamo anche con la nebbia. Visto. Noi polentoni, oltre alla polenta taragna, quella buona, amiamo anche la nebbia. Assolutamente. Ma Laura Luca in questa trasmissione su Radio Interland FM 94.6, Esatto. perché ci sono ancora le frequenze in Ebbene FM. sì. Non è come il DAB, che tu schiacci DAB, ci sono tutte le radio in ordine alfabetico e non c'è più una frequenza, a dirne una, niente. In FM ci sono ancora le frequenze, il 94.6 lo prendi se vai a Binasco, se vai lì lungo l'autostrada, Esatto. quando entri a Milano tu parla che io ti faccio i versi. Te dici, benvenuti su Radio Milano. Benvenuti su Radio Interland. E questo è il bello Sì, sì, delle sì. radio, ancora avere disturbi, perché oggi si viaggia con migliaia di watt, spendendo un fracco di soldi di corrente. C'è il motivo per cui molte radio passano sul DAB, perché costa di meno, ma ancora sentire i disturbi penso che sia una cosa romantica forse quanto la nebbia, i disturbi in FM. E ti parlo uno che ha fatto radio in FM per tutta la vita, e quando sono triste io giro addirittura in AM e sento le radio in AM, ce ne sono qua a Sì. Milano che trasmettono in AM, Sì. e quindi sentire la propagazione, le onde elettromagnetiche che vanno e che vengono, l'effetto evanescenza. Va bene, sto cambiando molto argomento. Parlavamo della vita di Laura Luca, che oltre a parlare per radio come me, condurre una trasmissione su Radio Interland, la FM 94.6, il giorno abbiamo detto Martedì pomeriggio dovete ascoltarla almeno una volta, anche perché poi la sentite in tutto il mondo sul sito internet. Esatto, www.radiointerland.com. Se credete ancora nelle radio libere, nelle radio private, ogni tanto dovete ascoltarle. Non ascoltate soltanto Radio Italia o RTL o Radio Libertà, non solo noi, ogni tanto girate, così come girate ogni tanto per sbaglio su Rai 3 e dovete girare anche sulle vecchie radio private. Giusto. Ma la Laura Luca, se non la sentite per radio, potete addirittura vederla,
guardarla Oddio. perché ha fatto cose in televisione, al cinema, a teatro, cos'altre cose che magari non ci racconterà, però spiegaci che cosa fai al di là della radio. Quante cose, mi stai caricando di Pompo, onori e oneri. pompa la Laura Luca, Molto signori, bene. assolutamente, c'è anche su Instagram, cercatela su Instagram. Esatto, anche FB, cioè Facebook, io ci sono, pubblico di ogni cosa. Ti chiami Laura Luca. E mi chiamo Laura Luca. E non canti domani, ricordiamolo assolutamente. No. Cos'altro hai fatto finora Oddio. nella tua vita, nei tuoi 44 anni di età, così dice di avere? Ho un po' di crisi di identità, nel senso che sono tante persone in una, nel senso che ho fatto milioni di cose, di esperienze, di lavori. Diciamo che il mio lato artistico è quello che più mi si confà. Nel senso che ho avuto esperienze televisive in ambito, si può dire la trasmissione, il programma? Certo. Al Jalappa Show, sul TV8. Jalappas, ragazzi. Sì, con i Jalappi, esatto. Ero una delle 3 infermiere nella parodia di Doc Doc. Ma dai! A me sembrava Sì. di vedere una che ti assomigliava, ma non ho mai avuto il coraggio di chiedere, faccio figure di Sono merda, io, sono dai, io. insomma. Eri tu! Ma Sì. incredibile. E immagino sia stata un'esperienza particolarissima. Molto. Ho fatto 3 stagioni con loro, 2023 e 2024 ho lavorato con loro, sì, 3 stagioni. Ma Adesso... per fare una roba del genere, perdonami, Sì. quanto tempo si perde? Io me lo Tanto. chiedo sempre, perché a volte sono poche scene, sono pochi minuti, ma quasi secondi. Tanto. Per fare una roba del genere, qualcosa... Allora, io parlo della mia esperienza come figurante speciale, coprotagonista. Ci si dirige presso l'agenzia di riferimento, gli studi televisivi, trucco, parrucco, e poi a noi personalmente ci hanno trasferiti tramite transfer privato nell'ospedale di Vimercate, dove si girava appunto Esatto. le scene. Tutto il giorno speso lì dentro, e per poi tirar fuori, direi, poche scene atte alla costruzione e al montaggio del prodotto finito, ecco. Quindi in quel momento la vostra zona è sgomberata, non ci Sì. sono malati veri praticamente. Sì, era un'ala dedicata, sgombra, non so per quale motivo, però ogni tanto vedevi Quindi se passare. avete visto malati con le barelle in giro per la città è perché stanno girando un film all'ospedale, Sì. capito? E quindi sono tutti morenti. Ah, aiuto! Scherziamo, però succedono davvero in alcuni pronto soccorso, quindi Che poi ci confondevano anche, ci chiedevano informazioni. No, io sono un'infermiera finta, chiedete a sono quelle vere. travestita da infermiera. Sì, sono finta. Vuol dire che eri credibile. Ma così pare. Ci Senti, abbiamo messo il massimo. no, ma vorrei vedere, ma qualcuno dell'impegno. adesso avrà collegato le cose, magari se lo si va a rivedere queste situazioni. Dove si possono rivedere? C'è Ma qualche sito, su qualcosa? YouTube trovate tutto. Dai, Basta cercare Doc Doc e vedete tutte le stagioni, insomma. capito? Su YouTube c'è roba. Capito? Ma non è finita qua, signori. Laura Luca cos'altro ha fatto? Sempre stando in linea con la mia passione attoriale, ho avuto una piccolissima comparsata, figurazione particolare, speciale, con battuta, Nel senso che nell'orto. l'hanno menata. Esatto. No, perché L'hanno picchiata. queste determinazioni sono importanti, perché Sì. ogni determinazione, ogni cambiamento di determinazione, frin fron, sono soldi in più, immagino. Cioè, Sì, con sicuramente sì. battuta Sì. è differente che una Sì. figurazione normale. Tu parli, Sì, hai parlato. la differenza c'è. Cosa Cioè- hai detto? Prima di tutto dove, in come, in che cosa? Allora, ho avuto l'onore e sono stata pregiata di essere parte dell'orto americano di Pupi Avati. Signori, applauso. Mi Applausissimo. dovrei alzare in piedi, ma faccio una fatica, no? Come Sì. hai fatto una roba del genere? Com'è possibile? Allora, nel mio vissuto ho fatto anche delle formazioni con alcuni registi del territorio nazionale e non solo,
specialisti del settore, e tra cui anche Pupi Avati, Maria Antonia Avati, cioè la figlia, insomma sono rimasti dei contatti, delle, come dire, delle stime reciproche, perché comunque in questi Certo. corsi c'è un numero limitato di partecipanti. È chiaro, se ci sei ti fai conoscere, ti fai certo. apprezzare e addirittura ti hanno fatto parlare. Sì, ho detto buongiorno professore. Signori, Però a me è andato più che bene. e vorrei vedere nel film di Pupi Avati Sì. dire buongiorno professore. È stata meravigliosa, Allora, un'esperienza ripetiamo meravigliosa. bene che film, come si chiama? L'orto americano. Cercate in giro e ve lo Sì. riguardate tutto per 20 volte, a un certo Sì. punto vedrete una che dice buongiorno professore, Esatto. è Laura Luca. Sì, esatto, è tratto dal libro appunto di Pupi Avati, ambientato metà negli Stati Uniti e metà in Italia. Stupendo. Io ovviamente sono rimasta nella metà italiana perché la trasferta statunitense non prevedeva il mio personaggio, E chiaramente. poi dovevi dirlo anche in altre lingue, diventava un Ovviamente casino. sì. Capite un attimo come una persona normale può fare cose incredibili, e questo è un invito a tutti noi che siamo normali, un po' vannacciamente normali, a fare cose, ad alzare il culo da quel divano, a dire dai, oggi voglio provare, perché provare non costa niente e a volte ti regala tante emozioni. Se non vincere, almeno partecipare è un'emozione bellissima. Quindi non arrendersi, che abbiate 20 anni o che ne abbiate 90, tante piccole cose, piccoli passi che ti lasciano comunque un sapore in bocca, che è il sapore più bello, quello della nostra esistenza. Se non bastasse a questo, la Laura Luca in più cos'altro fa? Cos'altro faccio? Ma mi sono appena inserita in una nuova compagnia teatrale. Ti immagini, pure il teatro, ragazzi. Diciamo che è sempre stato un mio, diciamo, pallino, un mio chiodo fisso. Che bello il palcoscenico, il pubblico vero, non Chuck si gira, si rifà, rifacciamo. No. Il pubblico è quello che determina il tuo successo, il tuo insuccesso. Non importa che tu sia bravissimo davvero o veramente il peggiore attore della storia, il palco non perdona. Il palco non perdona, il pubblico è l'ago della bilancia. Il Lo pubblico... senti, lo vedi, Sì, lo esatto. percepisci, senti il suo odore Sì. e senti le risate, ma ti accorgi anche se si distrae. Sì. Cosa terribile vedere un Sì. pubblico che si distrae. Io sono felice Sì. di fare radio, anche se un pochino vi vedo voi ascoltatori dall'altoparlante, vedo le boccacce che fate, sento se ridete, però vedervi proprio da un palco e vedere che in Sì. quel momento, che ne so, uno che si soffia al naso mentre tu stai recitando. Ma com'è possibile? Signora, non si può soffiare il naso mentre io sto recitando. Assolutamente Io no. probabilmente interromperei la commedia dicendo signora, scusi, dai, tenga sto fazzoletto, dai, porco cane. Scherzo, però è bello, fai una cosa Sì, stupenda. debuttiamo il 13 giugno. Dove? Per il momento il teatro è Teatro Osoppo, Che l'ho sentito in nominare. zona Piazzale Brescia. Certo, con che cosa porti? È Quale una pièce? commedia rivisitata che si chiama Baccalà per tutti, Che non è male, alla Veneta ci sta da Dio, assolutamente. senza le cipolle. Un po' forte, sicuramente non sa neanche cos'è questo. Ci sta guardando come se fossimo dei debosciati. Non è una cosa erotica. Baccalà, pesce, species. Da mangiare. Da mangiare. Baccalà è anche nella canzone dei Magnaccioni di Roma, quindi è inutile che... Ma dai, questa è cultura. Esatto. Signori, questo è lo sfoggio Non di lo sapevo. cultura. Cioè, vuole saperne più di noi il romano, ma è È anche pazzesco. un insulto Baccalà. Beh sì, questo sì. A me non l'ha mai detto. Baccalà. A me non l'ha mai detto nessuno, l'hanno detto a te forse, Baccalà. A me è capitato spesso. Ti hanno dato della Sta bacca. faccia da Baccalà, quando rimani un po' basito. No, a me vanno dritti sul faccia di eccetera. Bene, allora anche questo abbiamo detto di Laura Luca. Abbiamo ancora 2 minuti perché dobbiamo chiudere la baracca e dobbiamo ricordare invece che tu, come ogni essere umano, Sì. oltre che tutte queste bellissime situazioni, hai anche un
lavoro. Ho una Non è vita male. normale. Me lo chiede anche mio padre ogni tanto, mi chiede: "Ma tu che lavoro fai?" "No papà, parlo ogni giorno in radio, sono un giornalista." "Ah, ma un lavoro serio ce l'hai?" Anche tu hai un lavoro serio. Sì, oddio, che tanti non considerano essere serio. Ecco, sei irrecuperabile. Cosa fai? Io sono istruttrice fitness in palestra. Ma è stupendo, ragazzi miei. Ecco perché continui a guardarmi. Io pensavo mi guardasse i polpacci no, guardava la mia pancia, Ma non è vero. capito? Non è vero. Vedevo, guarda come mi guarda, si vede sto migliorando, eccetera. Sono affascinata. Quindi istruttrice fitness in una palestra di? Sono diverse in realtà. Mi sposto Sai com'è, io nel territorio. sono in tournée, quindi facendo l'attrice, facendo teatro, cantando, ballando, eccetera. Quindi Ma in realtà vorrei anche un po' mollare il lavoro regolare. ti capisco, Però certo. vediamo. Deve Chi lo pur sa. campare, sai com'è, quindi scherzi a parte, fatelo un lavoro serio perché è importante. Poi c'è il momento in cui lavori con pupi avati, il momento che purtroppo non c'è il lavoro e quindi ci vuole una base. Fatto sta che se avete bisogno di fare fitness anche voi come Sammy Varin, cercate Laura Luca su Instagram e vi dice dove poterla trovare. Secondo me li abbiamo confusi in una maniera totale, Dici? gli ascoltatori. Io vorrei fare una dedica nella palestra dove fai fitness. Posso richiedere una canzone? Esatto. Ma dove ti trovo? A che minutaggio del film di Pupi Avati? No? Bello. Una gran confusione Brava, abbiamo brava, creato. brava. Io sono contento perché è la confusione più bella che si Sì. possa fare su questo pianeta Terra, che siamo giovani o meno giovani, fare tante esperienze, trovare poi la quadra su quella che ti piace di più e lasciare un bel ricordo a chi ci ha conosciuto. E questa forse è la cosa più Esatto. stupenda che si possa fare in questo mondo così orribile come siamo conciati. Fa sentire vivi, fa sentire utili, fa sentire appassionati, fa sentire insomma vero. l'amore per quello che si fa. È vero, è vero, è vero. Allora, amando ciò che facciamo, signori, vi ringraziamo per il gentile ascolto. Laura Luca vi dà appuntamento su Radio Interland 94.6 e si sente solo nell'Interland, non si sente a Caltanissetta, eh? No, Santa polenta, online che e stop. pazienza. Ciao Laura. Ciao Sammy, grazie davvero tanto per l'ospitalità. Ma che è E un ci- piacere. Quando vuoi, sai, la strada la sai. La strada la so. Hai detto la parola d'ordine fuori all'esercito, che di solito No. chiede la parola d'ordine. Ti ha fatto entrare lo stesso? Sì, ho suonato il citofono. No, a lui chiedono sempre la parola Veramente? d'ordine perché lui è di Roma, no? Davvero? Ci vuole. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao a tutti gli Ciao, ascoltatori, grazie.